da Malasanità. Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è bisogno di lei. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E per il garage dell'Alfista di oggi vi riproponiamo la lunga intervista fatta dal nostro Antonino Danna con Giovanni, figlio di Ninni Vaccarella. Buon ascolto e buona visione. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Vaccarella. Caro Giovanni, intanto grazie del tuo tempo, grazie della tua disponibilità. Grazie a voi. Ecco, com'è che tu sei diventato figlio d'arte? Com'è che ti sei dato ai motori anche tu? Beh, perché praticamente fin da piccolo, stando a casa da papà e quindi vedendo tutti quei bei trofei che aveva e quindi seguendo sempre in continuo le sue gesta, perché fin da piccolo sono stato sempre attaccato a lui, praticamente questa passione mi è venuta così, fin da piccolo. Io quindi proprio da bambino, quindi io ero quello che anziché stare a scuola a studiare, ero messo lì a giocare con le macchinine anziché pensare a studiare, quindi già era proprio nel DNA questa passione delle auto da corsa. Poi guardando tutti quei trofei uno poi sognava e sperava un giorno di poter diventare ed emulare le gesta di papà, di poter correre anch'io. Ecco, ma proprio tu con tuo padre, che peraltro nella vita era il preside volante, voglio dire, proprio tu bigiavi scuola e tuo padre non diceva nulla di questa passione. Ma più che piangere scuola, io stavo a scuola, la cosa bella è che stavo a scuola, ma anziché essere messo lì a studiare sui libri e cose varie, avevo le mie macchinine e giocavo con le macchinine e mi distraevo. Quindi, insomma, non era proprio la mia indole, quella dello studio. Quindi già c'era questa forte passione per le auto da corsa. Senti, ma quando è che tuo padre ha capitolato e ha detto, vabbè, visto che vuoi cominciare a fare il pilota, siediti qua, figlio, comincio a spiegarti qualcosa io? Ma lui ha cercato fino alla fine di evitare di farmi prendere questa passione pericolosa, tra l'altro per lui, e ha cercato di distrarmi in tutti i modi, facendomi giocare a calcio, calcetto, a tennis, ho cominciato pure a fare dei tornei, eccetera, eccetera. Beh, quindi fino all'ultimo volevo correre con le carte, non c'era niente da fare, proprio fino all'ultimo proprio non sono riuscito a convincerlo. Poi è arrivata la maggiore età, quindi a 18 anni, le mie sempre continue richieste, fino a quando appunto ha desistito, e sono riuscito finalmente a convincerlo a farmi entrare in questo meraviglioso mondo. E diciamo così una cosa, questo inizio, quanti anni avevi più o meno? Quindi sì, hai cominciato che eri appena maggiorenne, diciamo così. E in tutto questo, tu in che cosa, nello stile di guida o nel modo di fare, nella tua indole di pilota, in che cosa assomigliavi a tuo padre e in che cosa differivi? Ma sicuramente lo stile di guida, nel senso ero molto pulito, almeno io parlo sempre non perché voglio essere io a giudicarmi, ma insomma, ma quello che dicevano anche gli altri guardandomi correre, sicuramente era la pulizia, la pulizia di guida, quindi ero molto pulito e non facevo andare troppo la macchina in derapata, quindi ero sempre, nonostante corressi o nelle gare in salita o soprattutto nei rally, quando la derapata, ecco, serve in molti casi. Invece ero molto pulito in questo. Differivo che purtroppo forse tra la mia indole di voler forse accelerare i tempi, la gioventù dei 20 anni, eccetera, eccetera, ero molto irruento. Quindi praticamente non davo ascolto, non ascoltavo i consigli che mio padre mi dava. Ahimè, purtroppo, che poi si sono rivelati che, insomma, ecco, veritieri. Perché molte volte lui appunto mi diceva di stare sempre attento, soprattutto quando si andava a provare, soprattutto quando provi
poi nel rally, nelle gare in salita, quindi sei sempre sul circuito aperto, è molto pericoloso, e lui molte volte me lo diceva: ho rischiato più quando provavo che non quando ero in gara, quindi devi stare attento, ma da un lato mi entrava, dall'altro mi usciva, quindi ecco, molto differenza da lui, ecco. Ecco, infatti poi purtroppo tu hai avuto questo incidente e ti sei dovuto ritirare dal mondo delle corse, insomma, sostanzialmente. Ma senti, ti pongo una domanda: perché un uomo sceglie di correre? Ma scegli di correre per la pura passione, per l'adrenalina che la velocità ti trasmette. Ecco, pure in questo, come a papà, lui era una persona che amava molto la velocità. Quindi, insomma, ecco, questi circuiti tipo Targa Florio, queste così, ecco, non gli stavano molto a genio. Era perché era siciliano, quindi correva nella sua terra, ma lui amava la velocità. E io proprio da lui ho preso questa cosa questa passione della velocità, di andare sempre più veloce, sempre più, quindi questa adrenalina, essere sempre, infatti mi ricordo che anche quando io non ero in gara, quindi magari, perché io facevo, in quel periodo ero militare, quindi facevo Palermo-Catania come se niente fosse, ma ero sempre in tiro, sempre come fossi in gara, quindi mi piaceva andare sempre veloce, quindi questa velocità per me era meravigliosa. Giovanni, una che non è figlia, diciamo nipote d'arte, Francesca Patrese, lei è un'amazzone, tra l'altro, lei è la nipote di Riccardo Patrese. Francesca Patrese, che è anche un'amazzone, ogni tanto, una volta parlando con me, tirò fuori una similitudine. Disse che quando si corre con la macchina non è in fondo molto differente rispetto a correre con un cavallo e quindi fare per esempio la gara all'ippodromo, fare il salto e così via. Ma secondo te, quando si corre con l'automobile, fino a che punto ci sei tu e da che punto in poi comincia la responsabilità del mezzo che conduci? O comunque da che punto in poi, in che percentuale c'entra il mezzo che tu conduci? Ma quando sei soprattutto agli inizi, infatti mi pare quando mi fece iniziare con molta calma, con molta prudenza, ecco, ho fatto sì, insomma, per vedere ecco, le doti, ecco, se avevo le qualità per poter correre e quindi continuare in questa cosa. E diciamo che il pilota oggigiorno non è più così difficile, però il pilota fa sempre la differenza rispetto al mezzo. Però al contempo diciamo che io metterei un 60% del pilota e un 40% anche la vettura. Quindi anche la macchina, se non è in perfette stato, in perfette condizioni, non ti può certo garantire una buona prestazione. Quindi insomma anche la macchina è importante che sia settata bene, che abbia le giuste cose insomma messe a posto per poterti dare poi quella vittoria che, insomma, che tu cerchi. Poi certo il pilota è essenziale, quindi se tu non hai le caratteristiche puoi avere anche la migliore macchina del mondo, ma se non sei in grado non riesci ad andare avanti. Fino a che punto è sintonia con l'automobile? Cioè l'automobile è sostanzialmente un ammasso di ferro oppure c'è qualcosa con cui tu devi entrare in rapporto? No, la sintonia è proprio al 100%, perché proprio devi sentire tutto quello che fa la macchina, cioè nel senso sei tu che decidi quello che deve fare la macchina, dove deve andare, cosa deve fare e grazie al posteriore tu senti i suoi movimenti, le sue reazioni, quindi devi sempre avere tanto di rispetto nel mezzo con cui guidi, perché basta poco e il mezzo può tradirti in qualsiasi momento. Quindi comunque massimo rispetto, quindi insomma c'è molta sintonia al 100% con la vettura che guidi. Senti, Clay Ragazzoni, lo sappiamo tutti, malgrado le difficoltà che ha riscontrato anche lui, ha continuato comunque a sostenere il mondo dello sport, aveva questa scuola di guida addirittura e così via. Se ti fosse offerta la possibilità, perché voglio dire ci sono le protesi montate sul volante e così via, se ti fosse offerta la possibilità di correre ancora con una macchina, tu lo faresti? Allora, io già da quando ho avuto l'incidente non vedevo l'ora di ritornare a correre.
mi ricordo che ero in Germania, perché sono stato in Germania grazie a loro, e io che ero appena, perché io non muovevo completamente niente. Quando ho cominciato a muovere leggermente le braccia, eccetera, eccetera, la mia prima cosa è stata quella di voler mettermi su una macchina normale per poter guidare. Quindi ho dimostrato che anche se non ero in perfette condizioni, riuscivo a poter guidare in qualche maniera la macchina. Quindi questo per far capire l'amore che ho io per la macchina e soprattutto per lo sport automobilistico. Io, se fossi per me, correrei anche domani. Non avrei proprio problemi. Il problema è che purtroppo il mio incidente mi ha costato, nel senso sono tetraplegico, e quindi essendo tetra, quindi non para, per intenderci come può essere Zanardi, Sì. eccetera, eccetera, io purtroppo non ho la possibilità, l'uso buono delle mani, delle braccia, e quindi praticamente anche se ho i comandi sul volante, di sicuro non potrei andare con quelle velocità che si dovrebbe andare. Quindi molto a rilento, posso magari guidare una macchina, ma purtroppo non posso più correre come vorrei correre. Quindi, ma se fosse per me, io già domani già sarei pronto per salire di nuovo sulla macchina da corsa. Senti, che consigli daresti a un ragazzo che si avvicina al mondo delle corse? Perché oggi come oggi in Italia non c'è più comunque quella scuola o quel desiderio di correre nei ragazzi. Ci sono spesso delle madri apprensive che dicono vabbè, no, è pericoloso, eccetera, eccetera. Tu che cosa suggeriresti a un ragazzo che vuole correre, che vuole diventare un pilota? Ma a prescindere dal discorso dei genitori, che comunque ci può stare, che comunque tutti i genitori che hanno un figlio che magari vuole intraprendere una carriera del genere, che comunque è pericolosa, sono tutti apprensivi. Però se uno ha la passione, ha la voglia di fare, deve seguire la sua voglia, la sua passione, quindi andare avanti nonostante tutto. Ahimè, rispetto a quando ho cominciato io, i costi sono lievitati, quindi purtroppo se uno non ha un budget giusto per poter affrontare le spese viene molto difficile. Però se si riesce, ecco, ad avere questa possibilità, e se uno ha le qualità, uno deve perseguire e andare avanti per la sua strada senza fermarsi mai. Che cos'è l'Alfa Romeo per te? L'Alfa Romeo per me è tutto, è stata la macchina con cui papà ha avuto dei bei successi, è un brand meraviglioso, continua a fare macchine molto belle, e l'abbiamo visto ultimamente anche con la Tonale, ha vinto gare in tutto il mondo, ed è stata veramente un marchio meraviglioso, quindi ce l'ho proprio nel cuore. Poi mi ricordo che proprio da bambino, potevo avere quasi 3 anni, messo lì dentro nella macchina di papà, ai box della targa, dopo le prove, accesero il motore, insomma fu una cosa incredibile, una cosa veramente, una macchina meravigliosa. Qualsiasi macchina che ha fatto l'Alfa, devo dire che è stata veramente una macchina, una meglio dell'altra. Senti, nel libro Siciliani si nasce di Vittorio Schiraldi, questo giornalista palermitano, che presumo tu conosca, registra una sua conversazione con tuo padre. E lui dice: io ho avuto questo incidente in gara e a un certo punto ho pensato che non puoi correre quando a casa ti aspetta un figlio, e per questo mi ha spinto a smettere di correre. Secondo te si può continuare invece a correre pur avendo la responsabilità di una famiglia? Cioè, c'è un'età per smettere oppure no? Ma secondo me non c'è un'età per smettere. Quando tu hai la passione, la voglia, non che non ci sia più la passione, però dico, quando tu te lo senti dentro e senti che ancora puoi riuscire ad andare forte, secondo me non c'è un'età dove poter smettere. L'esempio è di Taccuini, lui ha smesso adesso da pochissimo, ma ha corso tantissimi anni nel motorsport e in alti livelli. Quindi nonostante anche che hai una famiglia. Erano altri tempi, quelli dei nostri genitori, almeno per quanto riguarda mio padre, quindi lui proprio era preoccupato, poi era un mondo molto pericoloso l'automobilismo di allora, e quindi si muoveva con molta facilità. Quindi devo dire che mio padre è stato un sopravvissuto, ma lo diceva anche lui, infatti lo diceva, secondo me la vittoria più bella della mia vita è stata
quella di essere vivo, di continuare ad essere vivo ed essere qui a raccontare le mie vicende, le mie storie. Quindi proprio per dire, per significare che insomma ecco, era uno sport veramente rischioso. E quindi poi quando hai una famiglia, quando hai un figlio, giustamente ci pensi 2 volte ecco, a correre. Anche se poi quando sono nato e onestamente ho saputo, ho visto una cosa del genere, ho detto, papà, potevi onestamente continuare un altro poco, anche perché mi faceva piacere. Nel corso del tempo l'ho visto, magari non gareggiare ufficialmente, ma insomma, vederlo correre per me era un sogno, era bellissimo. Ferrari non lo chiamò mai a entrare nella scuderia in Formula 1, non lo chiamò mai alla sua corte il buon Drake. Cos'è stato? Un tradimento? Miopia? Cos'è stata questa scelta? Ma secondo me è stato un errore che ha fatto mio padre, perché quando nel 63 la Ferrari lo chiamò e quindi iniziò la sua carriera con la Ferrari e con l'Esport Prototipo, lui appunto un giorno andò a Modena e il Drake appunto gli chiese di rimanere lì proprio per provare le macchine, come facevano giustamente anche i suoi compagni, eccetera, eccetera. Solo che giustamente capitò una giornata di nebbia e mio padre praticamente si sentiva soffocare a stare lì a Modena. Ha detto, e gli chiese all'Andrea se era necessario che lui rimanesse lì, anche perché lui aveva la scuola ereditata da suo padre, quindi praticamente aveva anche questo doppio lavoro. Quindi, e il re che rispose, no, non c'è bisogno, quando c'è bisogno la chiameremo, insomma, e tutto quanto. E lui è ritornato praticamente qua, nella sua Sicilia, con il suo sole, con il suo mare, non ha abbandonato mai la Sicilia, lui lo amava tantissimo. Quindi questo secondo me gli è costato parecchio, perché se fosse restato a Maranello sicuramente il Drake lo avrebbe conosciuto meglio, avrebbe capito le doti che lui aveva, che non era solo un pilota da strada, quindi da sport prototipo, ma anche un pilota che poteva rendere anche con le Formula 1. Il fatto semplice anche a Monza, quando gli ho dato come premio perché vinse la targa, vinse Nürburgring, eccetera, eccetera, gli diede questa Formula 1, un 8 cilindri, per Monza, che arrivò poi 11esimo. Lui però, se si vanno a vedere i tempi, quella macchina l'anno prima l'aveva Sartis, e girava praticamente con i tempi migliori rispetto a Sartis. Quindi stiamo parlando di Sartis, campione del mondo, non è che stiamo parlando di un pilota qualsiasi. Quindi, insomma, per far capire un po' la cosa. Quindi secondo me questo è stato il vero problema di Enzo Ferrari, che non ha capito le doti di mio padre e lui purtroppo non è restato lì a Modena e è tornato in Sicilia. Ecco, la Sicilia, questo è un altro dei temi che toccano questa nostra conversazione. La Sicilia era al tempo di tuo padre terra dei motori, cioè i migliori piloti del momento scendevano in quest'isola nel profondo sud Italia, al centro del mondo, verrebbe quasi da dire, per correre una corsa estremamente leggendaria come appunto la Targa Florio, ma poi c'era anche il Giro di Sicilia, ma poi c'erano anche tanti piloti privati che lavoravano a realizzare più o meno clandestinamente delle elaborazioni nelle macchine. Io stesso, mio papà, che era collaudatore alla Fiat a Termini, avevano allestito una squadra corse clandestine nella Fiat di Valletta. Se li avessero scoperti li avrebbero cacciati senza dire né A né B. Mio lontano cugino bagherese, Angelo Speciale, sul numero 4 del garage dell'Alfista, è stato meccanico anche per tuo padre nella targa credo del 58 del 59, cioè insomma c'era tutto questo legame con i motori. Oggi invece sono solo rievocazioni storiche e la cosa più scandalosa, perché noi ci siamo conosciuti perché tu stavi andando a Capaci, che stavano inaugurando una via dedicata a tuo papà, cioè a oggi non esiste un museo di Ninni Vaccarella, ma perché si è perso questo diciamo così, questo seme motoristico della Sicilia? Perché? Ma secondo me il detto profeta in patria è proprio esatta la cosa, nel senso che molti fanno finta o dimenticano quello che hanno avuto in questa terra. Con tutto il rispetto che si può avere per gente che ha dato la vita come Falcone e Borsellino, e spesso ci sono tante manifestazioni per ricordare e mi sembra molto giusto ricordare, stare lì
a farlo, quindi non si fa altro che parlare di mafia, però poi si dimentica delle cose belle, di personaggi che hanno dato lustro alla Sicilia, perché è l'unico, devo dire, mio padre è stato l'unico pilota siciliano ad altissimi livelli a vincere i campionati del mondo con la Ferrari, a correre con Alfa Romeo, con Porsche, con Maserati, e purtroppo molti dimenticano. E la burocrazia purtroppo fa anche il suo corso, quindi insomma è una cosa che mio padre era molto deluso in questo. Molti anni che lui è andato dietro a questa situazione, molte volte hanno detto che non c'erano i luoghi e i posti dove poterlo fare, quando invece in realtà ci sono i luoghi e i posti dove poter fare un museo. E io mi auguro, spero nel mio piccolo, di poter riuscire prima o poi a poter riuscire a fare un museo e almeno mettere in mostra tutti questi trofei di papà e ricordare le sue gesta. Io spero quanto prima, a prescindere di intitolare una strada, ma almeno nel museo e con tutti i suoi trofei, con tutte le cose che ha, insomma, di poter riuscire a farlo vedere, insomma, un po' a tutti quanti che vorranno venire a vedere appunto quello che lui ha fatto, soprattutto poi per la Sicilia, non solo per l'Italia, per il mondo. Senti, ma dove potrebbe sorgere un museo del genere? In quale struttura palermitana, quale villa, Ma quale realtà? sicuramente secondo me il Villino Florio, quello che c'è vicino in Via Dante, Mm. che è la dependance di Vincenzo Florio, e lì sarebbe perfetto. Anche molte volte anche loro stessi lo hanno detto. Non sarebbe male poterlo fare qui e poter mettere le cose di papà. Cioè Sarebbe la famiglia Florio o il comune di Palermo? il comune di Palermo, perché è gestito dal comune di Palermo. Ok. Quindi con Mario Passanante che lavora quindi col comune di Palermo e quindi con Radio In, che molte volte hanno provato a fare una cosa del genere. Infatti sono venuti anche con Selima Giuliano, sono venuti anche a vedere i reperti di mio padre, li hanno repertati, hanno fatto tutto quanto. Ci sono tante di lettere scritte, insomma, di fare questo museo del comune, eccetera, eccetera, però ancora alla fine non si è riusciti a poter fare niente del genere. Ora io mi auguro con questo nuovo sindaco e spero prima o poi di poterlo incontrare, perché ancora non lo conosco, e quindi di potergli parlare e vedere di poter riuscire a risolvere la situazione. Perché certo lasciarli così o che questi poi trofei vadano a finire chissà dove, onestamente. No, non è il caso. Non è il caso. Mi avevano proposto a Petralia addirittura, perché mio padre ha origine di Petralia. Loro sarebbero ben disposti a fare un museo per papà, anche se forse non hanno capito bene l'entità, perché forse magari loro pensano di mettere 2 o 3 cose lì per ricordare, però lì poi ci vuole una gestione. I reperti sono più di 400 reperti, quindi insomma ce n'è di materiale da mettere in sicurezza, e poi giustamente siamo a Petralia, quindi già di edifici nei musei di Collesano, di Termini, ci vanno le persone, però già bene o male siamo arrivare a Petralia, ecco, già un po' più... È un po' impegnativo, e sì. poi, giustamente mio padre era quella, l'idea sua era quella di Palermo, perché lui essendo palermitano, era quella la sua idea, la sua voglia di poterlo fare, anche se io non tolgo neanche l'idea, perché se dovessero continuare a trattare come stanno trattando a mio padre, da partire da quando è morto fino adesso ancora, se continuano così, onestamente non c'è l'ipotesi che anche mandare le cose fuori, tipo Modena o all'Alfa, eccetera, eccetera, e vedere se loro sono d'accordo a poterlo fare, onestamente l'idea mi viene. Certo. Senti, ma venendo all'oggi, c'è un pilota che secondo te guida come te o guida come tuo padre? Un pilota di scuola Vaccarella esiste oggi? O di stile Vaccarella, chiamiamolo. Diciamo che i tempi sono cambiati, quindi è difficile poter fare un paragone da quei tempi o anche da me, perché insomma sono passati 30 anni, quindi insomma però devo dire che mi piacciono molto, ecco, se parliamo di Formula 1, Verstappen abbiamo visto e Leclerc, che sono due piloti secondo me eccezionali, senza nulla togliere a Hamilton, a Lewis Hamilton, però secondo me Verstappen e Leclerc sono due piloti che hanno una guida splendida, come vedi, sempre belli, puliti, veloci, veramente un'altra categoria secondo me.
Sicuramente. E invece nel mondo dei rally o in quello che era il DTM? Ma onestamente nel rally le va togliendo, insomma, seguo più che altro il campione italiano, quello, diciamo che ormai il campione mondiale non lo seguo ormai da diversi anni, quindi ecco, non saprei, ecco, cosa poter puntare. Devo dire, fino a quando, ecco, c'è stato Paolo Andreucci, devo dire che era veramente una cosa spettacolare, insomma, l'ho visto più volte nelle varie prove speciali, in targa, e devo dire che era eccezionale. Però certo non si possono fare paragoni con mio padre, perché insomma non fanno altro che stare sempre di traverso, quindi anche se Andreucci rispetto a uno Scandola di sicuro sta molto più dritto rispetto a Scandola, ecco, che fa molto più spettacolo, quindi a vedere i tifosi sono molto più gasati, e infatti si vede anche nelle prove speciali, poi vedi i tempi e vedi che insomma Andreucci era sempre quello che poteva stare sempre davanti. Quindi secondo me la pulizia paga sempre poi alla fine. Chi è che vince la Formula 1 quest'anno, il campionato? Chi è che lo vince? Beh, l'abbiamo visto adesso ultimamente, c'è stato il Gran Premio del Giappone, quindi ormai abbiamo visto che Verstappen ha vinto il titolo mondiale, quindi per la seconda volta. Quindi ormai i giochi sono fatti, ma ormai già, secondo me, già da tempo erano già fatti, quindi il punteggio era c'era troppa differenza, ecco. La Ferrari è migliorata sicuramente, però ancora aveva qualche problemino sicuramente di assetto, perché insomma soffre molto con le gomme, consuma molto le gomme, quindi praticamente poi a lungo andare si è visto, ecco, che Verstappen ha avuto la meglio. Io spero che comunque continuino a migliorare, ecco, la macchina, e che almeno Leclerc possa riuscire ad arrivare secondo nel mondiale, visto che sta lottando, ecco, con Perez, e Perez è davanti per 2 punti, quindi mi auguro almeno il secondo posto, così anche per il mondiale macchina, avere la Ferrari al secondo posto dopo tanti anni comunque è già un bel risultato, e speriamo poi il prossimo anno che le cose possono cambiare un tantino. Giovanni, c'è un momento la notte quando uno va a dormire che ha quei 5 minuti in cui, diciamo così, si dice la verità, pensa a tante cose, fa il punto della situazione. Tu a che cosa pensi? Qual è l'ultimo pensiero che ti accompagna la sera? Ma, Se si può chiedere, ovviamente. sì, vabbè, diciamo, il mio pensiero purtroppo è sempre lì. A me non è calata questa cosa di aver avuto questo incidente a soli 20 anni, quindi diciamo che il mio pensiero è sempre quello, e di non avere più a papà insieme a me. Quindi di non aver potuto, di avergli dato un po' troppo rogne in questo senso, e di non averlo reso felice come lui magari sperava, perché insomma, ecco, nelle prime gare che ho fatto ho avuto un bel po' di successi, ed lo si vedeva, insomma, era raggiante, insomma, era fiducioso, era felice. Poi purtroppo il destino, quello che sia, ha cambiato tutto, e quindi insomma i miei pensieri sono sempre lì, anche se ormai purtroppo i giochi sono fatti, quindi sei così, quindi ma è più forte di me, quindi i miei pensieri sono sempre quelli là, di andare avanti, di riuscire ad andare avanti, di riuscire a tenere sempre alto il nome di papà, di poter partecipare a eventi per cercare di ricordare a papà, e quindi questo è il mio pensiero, almeno fino a quando, ecco, sono in vita, voglio cercare, ecco, di poter dare il massimo supporto, e di non fare dimenticare tutto quello che lui ha fatto. Beh, più che in vita mi pare che tu sia ancora in gara, sei un vero uomo e un vero pilota, lasciatelo dire. Beh, grazie. Prego, banale constatazione per quel poco che vale, ma questo è essere ancora in gara. Questo è essere ancora in gara. Senti Giovanni, un'ultima cosa, che cosa farai domani? Ma adesso ho alcuni appuntamenti, quindi giorno 15, che viene di sabato, sarò a Pergusa, perché fanno 60 anni dalla Formula 1 di Pergusa, quindi che è stato fatto nel 1962. Sì. E tra l'altro avrò il piacere di poter vedere, dovrebbe arrivare la macchina di papà che corse con la Lotus in Formula 1, è proprio lì a Pergusa, quindi sarò invitato lì dal presidente Mario Sgro, quindi sarò lì in questa manifestazione che farà una denna al teatro, e avrò l'occasione e il piacere di incontrare a Margherita Bandini e alle figlie di Jackie Russo, e quindi insomma
Emanuele Pirro, quindi sicuramente sarà una bella cosa e quindi ognuno di noi ricorderà i propri cari, perché purtroppo questa la situazione. Poi c'è giusto in concomitanza la targa storica e mi auguro di poterci andare in base appunto a questi impegni che ho, almeno di farci un salto, almeno la domenica, anche perché ho saputo che ci sarà Tony Heisman che partecipa quest'anno alla targa storica e mi auguro di poterlo incontrare perché non l'ho mai conosciuto e vorrei stringergli la mano e poterlo salutare e farmi conoscere visto che non mi ha mai conosciuto e per stare un po' a parlare un po' con lui. So che c'è pure Dario Franchitti, quindi un altro personaggio dell'automobilismo e poi so che c'è anche Mario Donnini e onestamente avevo delle intenzioni di parlare un po' con lui perché così dando, se possiamo dare uno scoop, ma non credo che insomma è così una mia idea campata, vorrei poter fare un libro per ricordare papà e quindi anche io in maniera diversa rispetto al libro che lui ha fatto, che raccontava le sue gare. Qua invece vorrei raccontare un po' più altri tipi di particolari di mio padre e di me. E quindi quale migliore occasione con Mario, che so che lui è un bravo scrittore anche, e quindi poter chiedergli una cosa del genere. Quindi mi auguro di poter riuscire ad andare domenica in targa almeno a Palermo, perché saranno a Palermo, quindi spero di poterlo incontrare. In caso più di una telefonata non si può fare e speriamo che si possa fare questa bella cosa. Grazie. Avete ascoltato il garage dell'Alfista. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla